Ciao amici, sono Stefano Priolo e oggi voglio darvi delle dritte su come iniziare a scrivere una canzone. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino promemoria su tutte per tenervi sempre aggiornati ogni volta che pubblico un video. Fase 1. Il tema. Bisogna cercare di capire di che tema si vuole parlare, successivamente da dove partire. L'idea può arrivare da una storia vera o semplicemente da qualcosa di inventato. Per raccontare una storia vera, ovviamente, bisogna tenere degli accorgimenti, poiché se la storia è stata vissuta da te direttamente, potresti raccontare tutto senza nulla nascondere, ma se si tratta di qualcosa vissuta da qualcun altro, dovresti valutare se ispirare il brano e non raccontare fatti, nomi e luoghi che potrebbero urtare o violare la privacy di terze persone. Ovvio che se si scrive un brano mettendo a nudo tutta la realtà, sarebbe opportuno chiedere i relativi consensi per questione di correttezza. Ma detto questo, la maggior parte delle canzoni sono ispirate, quindi mai direttamente narrano i nomi, i luoghi e i fatti precisi. Pertanto la questione è già risolta. Fase 2. La struttura. Tutto questo lavoro si fa seguendo uno schema. Le 7 parti di una canzone sono: Parte 1. L'intro. Annuncia l'inizio e precede la voce cantata. Serve ad attirare l'attenzione dello spettatore sul pezzo ed immergerlo nell'atmosfera del brano. Parte 2. La strofa. Vedi, si rimane in piedi. Con l'inizio della strofa entra la voce e con la strofa il racconto della canzone inizia, quindi la strofa si ripete 1-2 volte prima del ritornello e poi di nuovo dopo il ritornello. Parte 3. Il ritornello. Anche se non respiro e non mi vedo più. È la parte più orecchiabile del pezzo, la parte più importante, il cuore della canzone, la parte che si memorizza più facilmente, quella in cui si trovano le frasi chiave. Parte 4. Il bridge o ponte. Per te e non per la gente. È quella parte prima del ritornello che lega la strofa al ritornello. Nel ponte la melodia è leggermente diversa dal resto della canzone. Parte 5. Strumentale. Freno. Oh no. Oh no. È la parte in cui si eseguono gli assoli strumentali ed eventualmente può esserci qualche assolo vocale. Parte 6. Lo special. E niente da dire, e niente da fare. Forse c'è un tempo per riprovare. È una parte a sé e spezza un po' la tensione del brano. Dal punto di vista melodico e armonico è differente dal resto della canzone. Parte 7. Il finale o coda. Dove non ci sei, non ci sei tu. Pone termine al pezzo e può essere strumentale, corale o può essere anche un assolo vocale. Chiude la canzone. La chiusura può essere netta o sfumata. Adesso non è detto che ogni canzone sia composta necessariamente da tutte e 7 le parti, quindi la scelta è a discrezione del compositore. Fase 3. Carta, penna e... Quando si scrive, bisogna utilizzare, oltre la fantasia, non solo il foglio e la penna, ma torna molto utile lo strumento musicale, piano, chitarra o qualsiasi strumento in grado di poterti accompagnare durante la tua fase creativa. Io consiglio il pianoforte o la chitarra, che sono gli strumenti più diffusi. Nello scrivere i primi versi tocca già mettere le mani sullo strumento per cercare di capire da dove si vuole partire e tra carta, penna e strumento la voce solista diventa ovviamente la melodia principale del brano che ti porterà ad arrivare dove vuoi tu.
Seguendo queste 3 fasi tutto vi sarà più facile. Il mio consiglio, a meno che non siate cantautori nati, è di leggere, rileggere il testo, ascoltare, riascoltare bene prima di proporre il vostro brano al pubblico. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi a questo canale, lasciate un commento perché vi risponderò sicuramente e non dimenticatevi di attivare il campanellino promemoria per essere avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Seguitemi sui social perché trovate i link in descrizione e alla prossima. Bacio. Ciao.